Ancora a metà del secolo scorso, la Russia imputridiva sotto il regime feudale. Il fetore veniva soffocato dalla natura clemente. Malgrado l'eco delle riforme liberali provenienti da tutto il resto del mondo, i nobili feudatari, con una mentalità medioevale, si preoccupavano di sopraffarsi fra loro, convinti che il potere provenisse dalla terra e dal numero dei servi della gleba che facevano parte integrante della stessa. Qualche afflato di rinnovamento si era avuto da parte di alcuni giovani intellettuali. In questo clima si sviluppa questa storia ambientata in una sperduta località del Caucaso. Ti benedico, Nikolai Feodorovich Nazarov, per aver perdonato la famiglia dei Korolenko, tua secolare rivale. Lunga vita alla tua stirpe. Esatto.
A sinistra! Ehi tu. Parlo con te. Cosa dici, mio signore? È il diavolo. Il diavolo in persona. Parla con me. Ne sai niente della rapina di poco fa? Vade retro, Satana! Non profanare questa chiesa con la tua presenza! Via di qui! Vattene! Fuori! Come ti permetti? Che ti piglia? Andiamo! Ce l'abbiamo fatta. Ecco, per la vostra chiesa, ma... Grazie, Ella. Quando la smetterai con questa vita, figliolo? Quando non ci saranno più poveri. Purtroppo i poveri ci sono e ci saranno sempre. Lo credi? Ne sono certa. Vedremo. A presto. E sta tranquilla. Questo mi piace. Ti rendi conto? Con uno stallone di razza! Beata lei. Andiamo! Dai, scendi! Stacca i cavalli! E tu, bellezza, che ci fai con questo sacco di lardo? Alzati! Siamo pronti, Risò! Amici, l'inverno è assicurato! C'è grano! Offre lo zar! Ehi là, fermati! Non sparare! Ci penso io.
Questo era l'ultimo sacco, filate. Dio vi benedica. Carichiamo. Aiutatemi. Grazie. Eccomi, amici. Possiamo andare, Vanca? Oh no. Andiamo. Comodi, comodi. Sporcaccioni. Povero cucciolotto, hai freddo, eh? Ti sei sperduto, poverino? Su, vieni da Vanca. Su, vieni, vieni. Hai freddo, vero? Vieni, ti scaldo, tremi tutto, vieni, vieni. È arrivato Elda! Salute a te, Elda! Salute, amici! Vi abbiamo portato qualche piccola cosa utile. Vanca! Manca, che ti hai portato? Che hai portato? Che ti hai dai? Che ti porti? Dio ti benedica, Risò! Amico dei poveri! Eccomi, Tamile. Dio ti benedica, figliolo mio. Come ti chiami? Natasha. Tieni, è per te. Eldar. Quando resterai un po' di tempo con me? Eldar! Abbi fede, Tamila. Quel giorno arriverà. Eldar! Eldar, torna indietro! Accidenti a te! Tutti d'accordo, eh? Nessuno parla! Vi è cascata la lingua? Dove sono i vostri uomini? Con Eldar Khan? Con quella lurida carogna? Continuate pure a proteggerlo, poi vedrete cosa vi succede. Tu, sporca circassa! Parla.
Parla! Parla, t'ho detto! Vecchia baldracca, prima che ti spezzi le ossa, per l'ultima volta, dov'è tuo marito? Cercatelo. Parla! Va bene. Lascia perdere! Porco di un cosacco! Fermatela! Prendetela! Vigliacco! Fermate questa Fai pazza! schifo! Mi fai schifo! Mi fate tutti schifo, vigliacco, lasciami! Lasciami, vigliacco, lasciami! Puttana, te la farò pagare cara! E vattene tu! Legate bene questa cagna arrabbiata. E voi, forza! Muovetevi! Legate anche questa! E questa! Riso, che hai? Non ti diverti o non ti è piaciuto? Ma che dici? Sei stato bravissimo. Forza, Ivan! Fagli vedere. Dai! Riso, forza! Ecco! Forza, Riso! Dai! Forza, Vanca, tocca a te! Un esercizio Forza, a cavallo! Vanca! Un esercizio a cavallo! Bisogna farlo salire. Questo è per il nostro amico Vanca. È pronta la scaletta? Prego, si accomodi, la mano! Dai, Su. Piano, piano! Non ti Su che ci sei! finalmente a cavallo! Grazie amici! I cosacchi hanno fatto delle prigioniere! Le stanno portando a Bielocani per interrogarle! Vogliono sapere dove ci nascondiamo! Muoviamoci, ragazzi! Forza, muovetevi!
Spostatevi! Fate largo, ho detto! Sergente! Sei sordo? Ferma la tua colonna! Cava questo rompipalle. Al! Fermati un momento. Buongiorno, che volete? Il mio nome è Anastasia Sergeevna. Sono la figlia del colonnello Sergei Ivanovich Gorz. Agli ordini, signorina. Che cosa succede? Torniamo da una battuta contro i banditi. Quelle là? Ah, no, signorina. Andiamo! Però loro ci metteranno sulla pista giusta. In marcia! Avanti, muoviti. Cammina. Stiamo per arrivare. Ciao, Eren. Salute a te, Pavel Osipovic. Prima che ti addormenti definitivamente. Dimmi che ti succede, Pavel. Niente, lasciami assaporare il profumo di Pietroburgo. Che pena. Sei proprio diventato un provinciale. Non fare la spiritosa. Vorrò vedere te dopo un mese trascorso in questo lurido posto. Va bene. Niente spirito. Posso essere curiosa. Che cosa succede qui attorno? I nostri vecchi giuocano. Mio padre vuole tutta la terra per sé e il tuo ha paura gli si arrugginiscano le spade. Niente di nuovo, mi sembra. Perché i loro giochi non finiscano per creare una leggenda. Ecco Bielokani, il più schifoso paese del Caucaso. Unica attrattiva il club fondato dal sottoscritto, denominato I Leoni di Pietroburgo.
Forza cavallo, al galoppo! Il trionfo del matriarcato sotto schiavi! Salve, leoni! Di Pietro Burgo! Vieni, Pavel, gioca con noi! Che cosa state facendo? La rivoluzione! È troppo presto per voi! Sotto, schiava! Ha ragione, Oui, mon père. Ma io credo che tu hai dimenticato l'incanto di Pietroburgo. Io invece non ci riuscirò mai. È una città meravigliosa, piena di fascino. Quel modo spregiudicato di vivere che ti conquista e ti fa sentire libera e soprattutto viva. Faccio io. Va bene, scuro? Sì. Che sensazione meravigliosa. Ho conosciuto un poeta francese. Lo fanno più dolcemente a Pietroburgo. Sono stanca, vado a riposare. Bonsoir, monsieur Korolenko. Bonne nuit, papà. E tu lo permetti. Cerco di capirlo. È un mondo nuovo. Non sono d'accordo. Anche Pavel è così. Ne ho abbastanza di questi giovani. Pavel deve restare qui. A chi darei le mie terre? Sì, hai ragione. Ma che cosa vuoi farci? Non possiamo fermarli. Tu non puoi. Con tutti i tuoi cosacchi non sei riuscito a catturare quel bandito. Che capo! Scusami. Sono costretto a scusarti. Tu pensi solo a liberare le tue terre dai banditi. Io ho il dovere di non versare sangue inutile. Al momento giusto ti dimostrerò di che cosa sono capace. Io non volevo offenderti, tu sai che ti stimo molto e poi le mie terre un giorno saranno di Pavel e Anastasia. Non possiamo decidere noi. Certamente no, ma possiamo incoraggiarli. Lasciami in pace, rammollito. Pavel. Pavel. Tu ti diverti, Pavel? Eh? Faccio quello che posso con questa soggetta. La tua principessa è più brava. Olga, pagherai cara questa volgare insinuazione. Quanto? Non lo so, ti sculaccerò finché avrò forza. Non ne avrai il coraggio. Tu dici? Allora prendimi e fammi vedere che sai fare. Dove vai? Vieni qua, bellezza. Stai buona. Ma che fai, Fai sul serio? Oh, ti prego, padre, non lo fare. No, non lo fare. Tieni presente che sono anch'io una signora. Beh, che stai aspettando? Venite, lo spettacolo continua all'aperto. Disgraziato, vigliacco! Brutto pederasta! Schifoso! Figlio di cagna! Il Dio ti protegga, Pavel Osipovic.
Salutate! Dove le stai portando? Al posto di guardia. Dove le hai prese? Le ha prese il sergente Nikolaev a Kovacevsky. Perché? Che hanno fatto? Sanno dove si trova il rifugio di Eldar Khan e in qualche modo me lo dovranno dire. Accidenti! Hai sentito, bellezza? Ti faranno parlare, ma prima sciuperanno questa pelle morbida e vellutata. È un vero peccato. Tanta pena perché? Per un uomo. E che cos'è un uomo? Nient'altro che un fantoccio, una marionetta guidata da un burattinaio pazzo che muove fili inesistenti, ma dal nome affascinante. Senso del dovere! Coscienza e altruismo. Generosità e amore fraterno. Ti piacciono le marionette? Divertono anche me, ma non fino al punto di sacrificare la vita per loro. Deciditi, donna. Spezza i fili e vivi! Perché? Perché? Colonnello Goritze! Colonnello Goritze! Colonnello! Che succede? I banditi si dirigono verso di noi. Dove sono? Nella valle. Attaccano dal bosco. Fra 10 minuti tutta la guarnigione alla porta di San Nicola. Piccole sgualdrine, non mi interessa più sapere dov'è il nido di Eldar Khan. Sta venendo lui. Fermiamoci qui! Carica! Ritiriamoci dal bosco! Occhi aperti, ragazzi. D'accordo, tenente. Ah, punta 2 rubli, no? Con questa iella, sei matto? Non sai giocare ai dadi. Ancora, hai visto? Le puntarie avevi vinto. Scappa, Tamila!
Salvatore dell'umanità sofferente. Ti stavo aspettando. Non preoccuparti, siamo soli. La vecchia generazione ti sta cercando nel bosco. Il tuo trucco ha funzionato, ma non con me. Bravo, sei in gamba. Che cosa vuoi? Conoscerti, per dirti che stai sbagliando tutto. Credi di fare il bene della tua gente, mentre non lasci sulla tua strada che violenza e distruzione. Ma io proseguirò per questa strada finché ci saranno le sofferenze, finché ci saranno dei Korolenko che sfruttano i poveri. Mi chiamo Pavel Korolenko e ti aspetto domani mattina a Donaghy. Ci sarai? Puoi esserne certo. Ciao. Ciao. Sei certa di non esserti pentita? Non preferisci rimanere a casa? Voglio vedere con i miei occhi questa famosa leggenda. Non ci rinuncerei per tutto l'oro del mondo. Eldar, oggi è un giorno proprio fortunato. Stanotte ho fatto un sogno meraviglioso. Mia madre mi portava una fetta di pane bianco. Cosa ne pensi? Che hai fame, come al solito. Chi è quella donna? La figlia del colonnello Sergei Ivanovich Goritze, il mio padrino. Qualcosa in contrario? No. Questo è il mio. Vanka, figlio di Fyodor il maniscalco. A che arma ci battiamo? Scegli tu. Alla tua maniera, allora. Brigante! Adesso a noi due, brigante! Vieni avanti! Vai! Ah! 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 Da uomo a uomo, se hai coraggio! Alla roccia nera! Come ti pare? Ah, vigliacco! Sono a tua disposizione. È questa la tua maniera, Korolenko?
Sei soddisfatto adesso? Penso che ti basti. Oh, invece no! Aiuto! Che... Ferma! No! No! Banca! Che aspetti? Non posso! Mia figlia scomparsa. Tu svenuto come una donnicciola. Ecco il frutto della tua leggerezza. Ma chi poteva immaginare che avremmo incontrato quei banditi? Non dovevate andare fino a Onagin dopo quello che era successo ieri sera. Che cosa intendi fare? Tutto quello che è possibile per ritrovarla. E se non dovessi riuscirci, non te lo perdonerò mai. Oh, la maledizione del vecchio principe. Che dici, disgraziato? Lo capisci in che guaio ti sei messo? Oui, mon père, non c'è che un modo per salvarmi. Fuggire a Pietroburgo. Ti uccidono un amico, un fratello. E tu? Tu non fai niente. Perché? Dove vai? È piantata! Resta con noi. Lasciatemi stare! Eldar! Riso, dov'è Eldar? Prova a indovinare. Tu, dimmi un po', chi sei? Dimmi. Chi sei? Perché non ho potuto ucciderti? Sei una strega. Qual è il tuo potere demoniaco? Eldar, aspettami, Che vuoi? voglio parlarti. Ho da fare ora. No, devi ascoltarmi. Ma che cosa ti sta succedendo? Da quando hai portato quella maledetta donna qui al campo, non sei più lo stesso.
Hai finito? Sì, ma ricordati che sono Circassa. Sono contento di vederti, ragazzo. Giulbaba. So perché sei venuto. E allora dimmi. Dovevo uccidere quella donna, ma non l'ho fatto. Tu sai perché. Non esiste perché. Un'anima forte e generosa può soffrire molto, ma sa perdonare. Ma io non l'ho perdonata. C'è qualcosa dentro di me che non comprendo. E non posso ucciderla. Tu però conosci la mia verità. Devi dirmela. Te lo ordino. Te lo ordino! Non puoi darmi ordini, Eldar. Qualche volta conoscere la verità non cambia la natura degli uomini. Non tormentarti. Fuori c'è ad attenderti un cavallo. Qualcuno ti accompagnerà a valle. Perché lo fai? Che ti importa? Sbrigati! Mi sono comportata come una stupida, ma avevo tanta paura, Eldar. Paura di perderti. Ho mandato via quella donna. Che cosa hai fatto? Non preoccuparti, l'ho bendata. Risola sta accompagnando.
Perché ci fermiamo? Dove siamo? Scendi. Lasciami andare! Lurido porco! Lasciami! Smettila, Riso! Non rompere, Eldar! Vattene! Adesso basta! Sei un porco, Riso. È da un pezzo che volevo dirtelo. Non sei degno di stare con i nostri compagni. Sei un assassino. Un lurido assassino. Bravo. E adesso tocca a me. Troppo onore per te. Alzati. Non darmi ordini, assassino. Alzati, t'ho detto. Cagna! Ti senti sempre un capo, eh? Ma non hai pensato che quello là avrebbe fatto all'amore meglio di te?
Hanno preso Eldar Khan! Eldar Khan è in mano dei cosacchi! Cosa è successo? Dobbiamo fare qualcosa, non possiamo abbandonarlo. Attacchiamo Beyocani, dobbiamo liberarlo. Facciamo qualcosa. Dove lo hanno preso? La colpa è di quella donna. Ma cosa è successo? Ma sì, attacchiamo. Ma cosa aspettiamo? Attacchiamo. Attacchiamo! Che? Attacchiamo! Attacchiamo la città. Attacchiamo la città! Ma siete tutti impazziti? Perché? Perché ha un'idea migliore? Ma tu cosa suggerisci? Dici Giulbaba, aspettiamo che lo facciano fuori! Dobbiamo fare qualcosa, non possiamo abbandonarlo. Se attacchiamo Bielocani, amici, ci distruggeranno tutti quanti. Non possiamo. Ma non dobbiamo abbandonarlo. Non lo abbandoneremo. Andrò io in città. Tu, vecchio, che cosa speri di ottenere? Sarà sufficiente che io parli al colonnello Goritz. Io vi prometto che Eldar Khan tornerà a guidarvi. Forse Giulbaba ha ragione. In ogni caso veniamo subito. Non è vero! Onorevoli membri della Corte, io credo che vi siate perfettamente resi conto che questo ribelle, questo assassino, questo fuorilegge ha commesso tutti i fatti di cui io l'ho accusato. E quando vi ritirerete per emettere la sentenza, non dimenticate le parole di questi onesti e rispettabili cittadini. E mi permetto di farvi notare che questo fuorilegge ha scelto accuratamente le sue vittime. I migliori cittadini, i più onesti, i più rispettabili. Onorevoli membri della Corte, io vorrei che fosse applicata contro Eldar Khan il ribelle la pena più severa, la sua testa. L'unica sentenza che possa calmare il giusto turbamento delle coscienze di tutti coloro che amano la legge e vogliono vederla applicata anche se con rigore. Ho finito. La difesa ha la parola. Intendete difendervi da solo? Sì, signor Presidente. Io sono contro le catene. Gliele potete togliere? No. Non mi riferisco a queste catene, ma a quelle invisibili che tengono legati i poveri. Io sono contro le ingiustizie, contro le leggi che proteggono i veri banditi. Rubare a certa gente è giustizia. Forse voi non potete capirmi perché siete legati a questa società che mi disgusta per il puzzo che emana. Ed è per questo che i miei uomini e io ci siamo rifugiati sulla montagna. Là si respira aria pura. Signori della Corte, rispettabili banditi, io ho finito. Silenzio! La Corte si ritira per la sentenza. Vuoi lasciarmi passare? Vecchio, non puoi passare. T'ho detto che è urgente. T'ho detto di andartene, hai capito? Ti ripeto che devo parlare Ciao, al tenente colonnello. Vassili. Lascialo invece, parlo di te. D'accordo. Vieni, vecchio. Che cosa vuoi dire, colonnello? Devo parlargli. Ascolta, vecchio, non ti faranno mai entrare là dentro. Ma io posso aiutarti ugualmente. Ma tu devi avere fiducia in me, capisci? Fiducia, mi capisci? La Corte Militare del 274° Reggimento Cosacchi, dopo aver esaminato attentamente tutti gli atti del processo, ha deciso di emettere la seguente sentenza. In nome dell'imperatore di tutte le Russie, condanniamo... Un momento, signor Presidente. Chiedo la parola. Spero che la vostra interruzione sia pienamente motivata. Lo è, signor Presidente. Può una giuria militare di un reggimento come la vostra giudicare un esponente della nobiltà? Certamente no, ma noi non stiamo giudicando un nobile. Lei si sbaglia.
Signor Presidente, io posso testimoniare che quell'uomo è l'unico superstite della strage avvenuta tanti anni fa alla chiesa di Santa Elia, Vladimir Nikolaevich, figlio di Nikolai Feodorovich, conte di Nazarov. Ciao, Conte. Ti è piaciuto il mio colpo di scena? Vorrei vedere le facce dei tuoi straccioni, guidati fino ad oggi da un nobile. Perché hai mentito? Non ho mentito. Qualcuno mi ha raccontato una vecchia storia. Un certo Giul Baba. Dov'è ora? Sta al sicuro. Fuoco! Vieni, ti porterò da lui. Entra. Alla tua! Che significa? Un processo. Un processo vero. Riportami in prigione. No! Non puoi andartene. Non sei più il figlio del popolo che difende gli oppressi. Che tu lo voglia o no, sei uno dei nostri. Sei uno dei... Leoni di Pietroburgo! Fantastico! Leoni, vorrei dire gli scarafaggi di Pietroburgo! Gli scarafaggi di Pietroburgo! Magnifico! Spiritoso! Gli scarafaggi di Pietroburgo! Avete sentito? Straccione! Straccione per elezione. Sei accusato d'aver recato oltraggio ad una delle nostre adepte, costringendola a piegarsi ai tuoi bassi istinti. Ti dichiari colpevole? No. Aspetta un momento. Non mi dirai che ho mentito per caso? Mi hai costretto a fare l'amore, sì o no? Ti è dispiaciuto? Merda. Lascialo a me. Inginocchiati davanti alla tua vittima. Come hai detto? Noi due finiremo per intenderci. Non lo credo possibile. Perché? Sei troppo vigliacco. Tu credi, straccione?
Rinneghi le origini! Le origini non contano! Dai, Paolo, dai! Dai, Paolo! Bastardo! Buffone! Figlio di puttana! Ti avevo teso una mano. E io ci sputo dentro! Vai Camilla! Prendetelo! Vigliacco! Prendetelo! L'aquila ha preso il volo. A te quando spunteranno le ali? Il momento giusto è arrivato. Da domani metterò a ferro e fuoco tutti i villaggi che hanno parteggiato per quel bandito. Devo trovare e distruggere Eldar Khan. Il conte Nazarov. Senza di lui queste terre ritorneranno tranquille come sono sempre state. L'avevo in pugno. E solo per la stupidità dei nostri figli. Korolenko. Pavel deve sposare Anastasia. Eldar, abbiamo catturato questa donna. Correva come una pazza giù nella pietraia. Dice che vuol parlarti. Un altro dei vostri stupidi giochi? No. Da allora mi sono resa conto che mi mancavi e ho sentito che eri l'uomo adatto. Perché non mi rispondi? Hai capito che mi sto offrendo a te? Mio caro Pavel Osipovich, vuoi unirti in matrimonio con Anastasia Selegievna, meglio conosciuta come la puttana di Pietroburgo? No, Pope, no. Proprio no. E allora stammi bene a sentire. La tua vita non vale un rublo. Domani all'alba mio padre comincerà col distruggere il villaggio dei tuoi amici e ti raggiungerà ovunque ti trovi. Rifletti. Rifletti, figliuolo. Meglio una mignotta in casa che una pallottola in corpo. Papà Gorizze te l'ha promessa, se rifiuti di sposare la sua bambina. Ti propongo di scappare con me. Mi vuoi rispondere? Damila? Rispondi tu per me. Ti vuoi decidere a rispondere, figliolo? Ma io sono matto. Pavel? Pavel, dove sei?
Pavel. E un matto non si può sposare. E io sono un matto. Il più matto dei matti. Da ricoverare d'urgenza a Pietroburgo. Smettila di fare il buffone. Ti intrometti sempre a sproposito. Sei intervenuto in un processo che non ti riguardava. Hai provocato la fuga di un bandito. Io non ti sopporto più. Non mi sopporti più. Allora stammi bene a sentire. Sei un uomo superato. Sei una tartaruga. Ritiri la testa per non vedere il mondo che sta cambiando. Smettila. No! Sei ammuffito in questa sporca provincia solo per l'ingordigia di possedere terre. Tante terre. A che cosa ti serve? L'ho fatto solo per te. Io non l'avevo chiesto. Volevo vivere a modo mio, ma tu me l'hai proibito. Non diventerò uno come te. Mai. Capito? Mai! Smettila! Potere nella terra. Il potere nella terra! Basta, t'ho detto! No! Non basta! Sei un fallito anche come assassino. Che cosa vuoi dire? Che sei stato tu ad uccidere il padre di quel bandito, il conte Nazarov. Ma non lo racconterai. Buffone! Credi a me. Molto meglio così. Dove sei stata? Pulisciti la faccia. Nasta. Ho bisogno di te. Hai bisogno di me. Tu, il superuomo. Andiamocene via. Andiamo via da questo lurido paese. Subito! Ma che ti succede, Pavel? Devi averla combinata grossa questa volta. Ascolta, io... No! Non voglio ascoltarti. Ho subito diverse volte le tue stravaganze. Qualche volta mi hai anche divertita. Ma adesso sento che dobbiamo stare soli. Puttana! Se ti sposassi tutto andrebbe bene, vero? Ti sbagli. Questa è l'idea di mio padre. La mia è che tu come uomo non vali niente. No!
La verità è solo questa. Io ho sbagliato. E altri pagheranno per il mio errore. Tutto questo io non lo volevo. Domani le case di quei montanari verranno distrutte e molti di loro saranno uccisi. Perché? Quasi sempre, per migliorare la propria vita, occorre sacrificarsi. Ma perché prendersela con loro? Non hanno preso parte alla lotta. Sono io, soltanto io che l'ho voluta, credendo di fare il loro bene. Ma tu sei pronto a morire per loro. Perché loro non dovrebbero fare altrettanto per te? Perché non me l'hanno chiesto. Forse senza di me sarebbero stati meglio. Amore mio, sarebbe stato meglio per me. No. Perché tu mi hai dato l'amore e tanta speranza. Eldar, credimi, è la stessa cosa per quella gente. Hai dato a tutti quanti una ragione di vita. E questo è molto importante. È necessario morire per essere liberi. Deve esserci un'altra strada. Non è possibile che non ci sia. La troverai questa strada. Ne sono certa. Pavel, adesso lo so. Che cosa? Eldar Khan ti ha battuto non 2, ma 3 volte. Basta! Non voglio più sentire parlare di quel bandito! Sei soddisfatto? No! Bentornata, Anastasia. Finalmente. Sentivamo la tua mancanza. Ti aspettavamo. Ciao, Nasta. Pietroburgo era vuota, senza di te. Mon amore, sei più bella che mai. Dove sei stata tutto questo tempo? Signor Tenente! Ordine di procedere. Avanti! Avanti! Accendete le torce!
In alto! Porci i banditi! Vai! Seguitemi! Guarda ragazzo! Un trello! Su! Dove vai? Fermatevi! Seguitemi! Fermatevi! Fuori! Attenti, ripariamoci! Dove state andando? Indietro! Tornate indietro! Coraggio! Avanti, aggirateli da destra, non perdete tempo! Avanti, seguitemi! Figlio mio, no! Figlio mio! Goritze! Colonnello Goritze! Goritze, dove sei? Guardati intorno! Morte! Solo morte!
Ovunque morte! Aiutate. E per che cosa? È inutile la nostra lotta! Se avrete voi la meglio, troverete altri villaggi in rivolta! Se riusciremo noi a cacciarvi, tornerete con altri soldati e altri ancora! Ascoltatemi! Colonnello Goritze! Colonnello! Io vi faccio una proposta. I miei uomini getteranno le armi. Io me ne andrò e non sentirete più parlare di me. In cambio chiedo libertà e pace per tutti. Non so se accetterete, ma questo è il mio giuramento. No! Sarebbe troppo facile per te! Ladro! No! Eldar! Eldar! No! Assassini! Perché? Perché? Assassini! Vigliacco! Rifiuti di batterti! Pavel, lascialo andare! Lasciami! E lasciami! T'ho detto lasciami! Eldar! Non fare il martire! Difenditi! Lascialo andare! È un ordine! Me ne frego dei tuoi ordini, Goritze! Sporco bandito! Difenditi! Lascialo andare! È un ordine! Merda! Fuoco! No! No! No!